redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Dopo l'arresto e la sospensione decisa dal ministro per il prefetto di Cosenza, le indagini proseguono e ci sarebbe dell'altro materiale al vaglio degli inquirenti. Una busta con un uccellino morto e con un biglietto di minacce trovato dai carabinieri nel resort di proprietà di Pippo Callipo. Il sindaco di Pizzo Calabro, finito in carcere nell'operazione Rinascita Scott, si è dimesso dalla carica di primo cittadino. Dopo le dichiarazioni della deputata Enza Bruno Bossio all'indomani dell'operazione Rinascita Scott, il grillino Gigliotti chiede la pratica di tutela per Gratteri. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Paola. L'ex consigliere La Rupa e suo figlio tornano in libertà. Proteste a Castrovillari dei lavoratori ex LSU della scuola, il decreto del governo li penalizza. Salvato un lupo in difficoltà trovato sulla 107 nei pressi di San Pietro in Guarano. L'animale ferito si è lasciato avvicinare e trasportare in una clinica veterinaria dove gli sono state prestate le cure del caso. Nel secondo giorno di calciomercato il Cosenza sta per chiudere la trattativa con il Padova per la cessione dell'attaccante Litteri. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di cronaca perché dopo l'arresto e la sospensione decisa dal ministro per il prefetto di Cosenza, le indagini proseguono e ci sarebbero anche dell'altro materiale al vaglio degli inquirenti. Gli arresti domiciliari e la sospensione dal servizio disposta dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, i due fatti nuovi nella vicenda che vede coinvolta Paola Galeone, il prefetto di Cosenza, accusata di induzione indebita a dare o promettere utilità, avrebbe abusato della sua qualità e dei suoi poteri per esercitare soggezione all'imprenditrice che ha ricevuto la proposta, convincendola ad emettere una fattura falsa e a dividere l'importo corrispondente al residuo di un fondo di rappresentanza nella disponibilità della prefettura. L'elemento di diversità rispetto alle figure della corruzione e della concussione sarebbe proprio la pressione psicologica esercitata su Cinzia Falcone, sprofondata nell'angoscia dopo aver realizzato che l'accordo proposto si sarebbe concretizzato in un atto illecito commesso in concorso con una rappresentante del governo e a capo della prefettura, con cui come presidente di Animed ha avuto rapporti di natura economica tutt'altro che chiusi. Così si spiega il tentennamento, durato soltanto qualche ora, e la decisione di denunciare dando il via alle indagini che hanno portato agli accertamenti eseguiti e a quelli in corso. Al patto proposto in prefettura e al coinvolgimento degli inquirenti è seguita poi una fase di contatti tra le due donne, messaggi finalizzati a fissare l'appuntamento per lo scambio avvenuto e registrato in un bar di piazza 11 settembre. Cinzia Falcone è tesa e non potrebbe essere altrimenti. Ha addosso microfoni e obiettivi e sta per smascherare un episodio gravissimo che macchia la condotta di un'alta carica dello Stato. Il prefetto non conosce i veri motivi di quello stato d'animo così evidente e tenta di rassicurarla, dicendole stai tranquilla, stai calma, respira. Poi, con un gesto inatteso, estrae 100 euro dalla propria borsa e li mette nella borsa dell'imprenditrice, accompagnando il movimento con una battuta. Prendili, comprati i biscotti. Frasi che trapelano dalle registrazioni avvenute durante l'incontro, estrapolate da un dialogo più ampio che coinvolgerebbe altre persone e altri ambiti. Situazioni che sarebbero al vaglio degli inquirenti, che scavano nella ricerca di ulteriori elementi in una vicenda che già appare molto torbida. E intanto è stato fissato per martedì prossimo alle ore 12 l'interrogatorio di garanzia di Paola Galeone, l'ex prefetto di Cosenza, posta agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Taranto con l'accusa appunto di induzione indebita a dare o promettere utilità. La Galeone, secondo l'accusa, avrebbe indotto l'imprenditrice Cinzia Falcone, referente di un centro di accoglienza per migranti e presidente dell'associazione Animed, ad emettere una fattura falsa da 1.220 euro per sfruttare le somme residue del fondo di rappresentanza della prefettura che altrimenti sarebbero state restituite al Ministero dell'Interno. Paola Galeone sarà interrogata dal GIP Letizia Benigno con l'assistenza dei suoi difensori di fiducia, gli avvocati Nicola Carratelli e Franco San Marco. Adesso una busta con un uccellino morto e un biglietto di minacce è stata ritrovata dai carabinieri nel parcheggio di un resort di proprietà di Pippo Callipo. L'imprenditore dice forse uno scherzo di cattivo gusto, confido nella magistratura.
Sono stati i carabinieri, nel corso di un servizio di controllo, a ritrovare la busta con all'interno un uccellino morto ed una frase esplicita di minaccia nel parcheggio del resort di proprietà di Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria con il sostegno del PD. Nel biglietto, secondo quanto si è appreso, non c'era il nome di Callipo o riferimenti espliciti all'imprenditore. Va ricordato che il resort di proprietà dell'imprenditore, sito ammaierato nel 2016, fu oggetto di una grave intimidazione. Ignoti infatti spararono 11 colpi di pistola contro il cancello della struttura. Scattate le indagini dai militari del comando di Vibo Valentia per fare chiarezza e risalire all'autore del gesto. Non intendo commentare questo episodio, ha detto Pippo Callipo. Potrebbe trattarsi, ha aggiunto, anche di uno scherzo di pessimo gusto tra dipendenti della struttura. Ribadisco, ha concluso una volta in più, la mia fiducia incondizionata nelle forze dell'ordine e nella magistratura, che sono sicuro faranno chiarezza sulla vicenda. E il sindaco di Pizzo invece, Gianluca Callipo, è finito in carcere nell'operazione Rinascita Scott, si è dimesso dalla carica di primo cittadino. Questa è forse l'ultima intervista rilasciata da Gianluca Callipo da sindaco di Pizzo e da uomo libero. Solo 3 giorni dopo il primo cittadino è stato implicato nell'inchiesta denominata Rinascita Scott ed attualmente risulta detenuto. Callipo ha scritto ed inviato la lettera di dimissioni dall'incarico, allegandola agli atti dell'interrogatorio di garanzia effettuato all'indomani dell'arresto. La missiva è stata protocollata in comune il 31 dicembre e da quella data in poi decorre il termine dei 20 giorni, dopo il quale il Consiglio viene dichiarato decaduto. Callipo scrive dicendo di aver preso una decisione sofferta, nell'attesa che la sua posizione venga chiarita, e aggiunge, nella consapevolezza di essere totalmente estraneo alle accuse che mi vengono mosse. Un atto dovuto che davanti al giudice il primo cittadino ha motivato come un estremo gesto d'amore nei confronti della sua città, per non gravare con la sua vicenda personale sulle sorti e sulle immagini di Pizzo. Ho sempre agito nell'interesse della città, sottolinea nella lettera. Non ho compiuto alcun atto per interesse personale, anzi ci ho anche rimesso dal punto di vista economico, ma soprattutto non ho agevolato in alcun modo la criminalità che ho sempre contrastato. Callipo poi afferma di riporre profonda fiducia nella magistratura, rimarcando la sua innocenza e rivendicando con orgoglio i risultati raggiunti in 7 anni di amministrazione. Dopo aver ringraziato i dipendenti comunali, i dirigenti, i consiglieri e gli assessori della sua giunta, Gianluca Callipo ha poi rivolto un augurio a chi verrà a guidare il comune dopo di lui. Prosegua nel lavoro svolto in questi anni, scrive, per non vanificare i risultati che considera estremamente importanti per la crescita economica, sociale e culturale di Pizzo. Dopo le dichiarazioni della deputata Enza Bruno Bossio all'indomani proprio dell'operazione Rinascita Scott, il grillino Gigliotti ha chiesto la pratica della tutela per il magistrato Nicola Gratteri. All'indomani del blitz che ha portato all'arresto di 300 persone, la deputata Enza Bruno Bossio ebbe a definire la mega operazione uno show che finirà in una bolla di sapone. Ebbene, a distanza di giorni, questa dichiarazione viene impugnata da Fulvio Gigliotti del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura l'apertura di una pratica a tutela del procuratore Nicola Gratteri. A giudizio di Gigliotti, la dichiarazione della parlamentare rischia di minare la credibilità della funzione giudiziaria, anche in ragione della particolare posizione istituzionale rappresentativa di chi l'ha espressa. Non è la prima richiesta di intervento del CSM a sostegno di Gratteri. Un'altra è stata presentata il 27 dicembre scorso dai togati della magistratura indipendente, non solo in relazione alle dichiarazioni della parlamentare del PD, ma anche di quelle del procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini. Il CSM tornerà a riunirsi l'8 gennaio prossimo. E il Tribunale invece del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Paola nei confronti dell'ex consigliere La Rupa e di suo figlio, che tornano in libertà.
Revocati gli arresti per Franco La Rupa e il figlio Antonio, indagati nell'ambito dell'inchiesta denominata Mosca Bianca. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha annullato il provvedimento del GIP di Paola che aveva disposto le 2 misure cautelari. Franco La Rupa, ex sindaco di Amantea ed ex consigliere regionale, dunque lascia il carcere. Provvedimento annullato anche per il figlio Antonio, che si trovava ai domiciliari. Padre e figlio, lo ricordiamo, erano stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Paola diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni su una presunta truffa ai danni dello Stato in merito alla messa in vendita di olio di oliva spacciato per biologico, che invece sarebbe stato ottenuto mediante l'impiego di fertilizzanti e pesticidi vietati in tale tipologia di produzione agricola. Le altre accuse nei confronti di La Rupa erano di intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, nonché tentata estorsione e calunnie nei confronti di un maresciallo della finanza in servizio presso la tenenza di Amantea. E proteste invece a Castrovilla, ricambiamo argomento, per i lavoratori ex LSU della scuola. Il decreto del governo ci penalizza, dicono. Dall'Esera al Pollino si sono dati appuntamento a Castrovillari. Sono alcuni rappresentanti di dipendenti di una delle ditte appalti di pulizie Consip che operano in Calabria nelle scuole, pulizie e tinteggiatura pareti. Sono in 16.000, ex LSU e appalti storici, e lavorano nelle scuole dal lontano 1994, stabilizzati dal 1 luglio 2001 da grandi consorzi a tempo indeterminato. Dal 1 aprile 2014 sono stati catapultati in un nuovo progetto, Scuole Belle, dall'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, costretti ad occuparsi non solo della pulizia dei plessi scolastici, ma anche del decoro di tutte le scuole d'Italia. Oggi ci ritroviamo a dover subire una internalizzazione con lo Stato. È stato stabilito che pochissimi sono i posti a tempo pieno e tantissimi saremo assunti al 50%, con una paga circa di 500-600 euro al mese. Tanti non possono partecipare al concorso per mancanza di titoli e resteranno senza posti di lavoro e senza neanche poter andare in pensione con la quota 100, poiché non hanno i contributi e non hanno l'età. Secondo questo decreto, con 283 posti accantonati disponibili, solo 18 posti sarebbero a tempo pieno. Noi siamo 548, parliamo della provincia di Cosenza, quindi tutti gli altri dovremmo fare il 50% di lavoro. Non ci possiamo trovare dopo tantissimi anni in una precarietà tale che ci permette addirittura di morire di fame. Torniamo alla cronaca con l'arresto appunto dell'operazione maxi operazione Rinascita Scott, perché era riuscito a sottrarsi alla cattura il 19 dicembre scorso, quando appunto scattò il maxi blitz. Adesso, a distanza di quasi 2 settimane, Marco Startari, di 30 anni, di Vibo Valentia, si è costituito presentandosi nel carcere di Catanzaro insieme ai suoi avvocati. Startari è accusato di associazione mafiosa, in particolare di far parte del clan di Vibo Valentia guidato da Salvatore Morelli, Mommo Macri e Domenico Pardea, di concorso in estorsione. La vicenda di cui è accusato ha come vittima Antonio Del Giudice, titolare della concessionaria motociclistica di Vibo, che nel tentativo di limitare le richieste estorsive contattò l'indagato, il quale però gli avrebbe ribadito che doveva pagare, in quanto a Vibo era il gruppo criminale a comandare, a poter pretendere il pagamento del pizzo. Il gruppo criminale del quale farebbe parte appunto Startari avrebbe poi piazzato 2 cartucce per fucile rinvenute il 14 dicembre del 2016 nei pressi della saracinesca dell'attività commerciale. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Un incendio ha interessato un autotreno proveniente da Cosenza che trasportava mangime in transito sulla corsia sud dell'autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dell'area di sosta di Pizzo Calabro. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, che sono accorsi sul posto. Ad accorgersi della presenza del fumo proveniente dalla cabina del mezzo è stato lo stesso conducente che ha arrestato la marcia del tir e ha chiesto soccorso con una telefonata al 115.
Un box auto abusivo in costruzione in un'area di interesse archeologico e soggetta a vincolo paesaggistico è stato sequestrato a Isola Caporizzuto dai carabinieri forestali che hanno denunciato la proprietaria del terreno per violazione della normativa edilizia e di quella paesaggistica. L'area interessata rientra in una superficie a verde pubblico attrezzato. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Locri il bambino di 11 anni che a Gioia Tauro ha raccolto un petardo da terra che gli è esploso in mano. Il piccolo, trasferito a Catania in eliambulanza, ha rischiato di perdere l'uso della mano. Su quanto accaduto indaga la polizia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel Mar Tirreno meridionale. L'epicentro localizzato a una cinquantina di chilometri al largo della Costa Reggina tra Gioia Tauro e Rosarno. Il terremoto ha avuto una profondità elevata di 145 chilometri e non è stato avvertito dalla popolazione. Ora ci spostiamo a Reggio Calabria per il processo d'appello celebrato con rito abbreviato nato dalla maxi operazione antidroga denominata Buena Ventura. 104 anni di carcere complessivi per esponenti del cartello Morabito Bruzzaniti Palamara. 11 affiliati sono stati condannati con rito abbreviato perché riconosciuti colpevoli di traffico internazionale di droga. La sentenza di secondo grado è l'effetto di un'operazione denominata Buena Ventura che permise di porre fine ad un affair sull'asse Bogotà-Locride. L'inchiesta della Polizia di Stato era partita in modo inusuale. All'indirizzo elettronico della Questura di Reggio Calabria era arrivata una mail contenente precise indicazioni circa un traffico internazionale di cocaina. Alla meraviglia iniziale seguirono 2 anni di indagine che portò ad un blitz. Il cuore dell'attività era tra i comuni di Bianco, Africo, Bova Marina. A gestirla il cartello Morabito Bruzzaniti Palamara, un clan tra i più attivi e temuti, capace di diversificare le proprie azioni illegali. In primo grado a Locri, sempre per coloro che avevano scelto il rito abbreviato, c'era stata sentenza di colpevolezza. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rideterminato 10 condanne e confermata una. Adesso una bella storia di un lupo salvato trovato in difficoltà proprio sulla 107 nei pressi di San Pietro in Guarano nel Cosentino. L'animale ferito si è lasciato avvicinare e trasportare in una clinica veterinaria dove gli sono state prestate le cure del caso. Questo è il lupo trovato sulla statale 107 a San Pietro in Guarano nel Cosentino. Nella clinica veterinaria di Cosenza dove è stato portato rimarrà ancora per qualche giorno. Non è sedato e le sue condizioni di salute sono buone. Dai prelevi effettuati non risultano malattie infettive. Un'esperienza unica per Mara Carchidi e Giuseppe Guzzo. Sono loro infatti che hanno notato sul ciglio della strada il lupo in difficoltà. Era tramortito, probabilmente investito da un'auto. Dopo essersi avvicinati al re dei boschi hanno allertato i soccorsi. Nel momento in cui ho cercato di prenderlo si è fatto subito accarezzare dietro e lì allora mi ha messo subito la sua bocca, ha girato la testa e me l'ha messa nel ginocchio. Mara, la sua esclamazione è stata dietro: oh mio Dio. Io ho detto stai fermo. E poi la cosa che mi emoziona veramente bella, ho guardato questo animale in faccia e lui mi ha guardato con questo sguardo molto in assetto centrale sul naso. Ho detto lupo, noi siamo qua per aiutarti. E se voleva mi avrebbe fatto male perché comunque insomma è un bel esemplare. Mi ha mollato subito la morsa e si è messo di lato. Il lupo, essendo un animale molto intelligente, nel momento in cui ha notato che si trovava in una sorta di soggezione nei confronti delle persone che lo stavano lì aiutando, ovviamente non ha opposto resistenza perché avrebbe perso, tra virgolette, no? in un eventuale rapporto di forza con le persone che lo stavano aiutando per portarlo in clinica. Quindi troppo intelligente il lupo, ha capito che non aveva chance e quindi si è lasciato curare, si è lasciato prendere. Nella clinica dove è ricoverato, i veterinari hanno effettuato tutte le analisi necessarie per verificare lo stato di salute del lupo. Qui viene costantemente monitorato.
Parliamo di un animale che ha circa 6-7 anni, quindi un maschio adulto in buonissimo stato di salute, che al 99,9% è stato vittima, diciamo, di un incidente stradale. E quindi le terapie che sono state fatte e che stiamo facendo sono quelle di curare l'edema cerebrale e la contusione midollare, che impedivano all'animale di alzarsi sui suoi arti per poter tornare, diciamo, a correre libero nei boschi. Per quanto tempo rimarrà qui? Allora, rimarrà qui tutto il tempo necessario. Noi pensiamo al massimo 2-3 giorni, perché il nostro obiettivo è quello di farlo trasferire al più presto in un luogo idoneo per andare a rimettere l'animale in condizioni di poter essere liberato. Per noi è un grande onore averlo ospitato, tenerlo ancora qui in struttura, avergli dato le prime cure in emergenza, anzi di questo ringrazio i colleghi, il dottor Bruzzese che è stato il medico che era di turno in pronto soccorso e che ha prestato le prime cure di soccorso qui nella clinica VetLife. Per noi è un grande onore avere questo lupacchiotto che è un po' il simbolo della nostra terra. A proposito di lupacchiotti, nel secondo giorno di calciomercato il Cosenza sta per chiudere alcune trattative, anche quella con il Padova per la cessione dell'attaccante Gianluca Litteri. Ci sono notizie contrastanti provenienti dal calciomercato del Cosenza. Nel tardo pomeriggio di oggi alcuni ben informati hanno immesso nel circuito mediatico locale l'imminente arrivo in città di 2 calciatori che sarebbero stati contattati tramite il direttore generale Petrone. Notizia vera? Difficile da verificare, se non prendendo per buone le affermazioni del direttore sportivo Trinchera, il quale, chiamato ad esprimersi sull'operazione, avrebbe risposto «non so nulla». Ora è possibile che il DG abbia contattato i calciatori e tenuti in stand-by in attesa di ottenere il via libera dal presidente prima e dal DS poi. Questa versione dei fatti, ammesso che la notizia abbia del fondamento, può essere plausibile, così come può essere vera l'ipotesi che al momento non vi sia nulla di concreto. Ma questa vicenda, vera o infondata che sia, testimonia una difficoltà nell'inquadrare bene il ruolo di ognuno dei protagonisti della vicenda. Dalle chiacchiere al mercato dei fatti, che al momento non fa registrare nulla di significativo, perché nel calcio, così come nella vita, i si dice servono a poco. Ciò che si è intercettato oggi nella società di Viale Magna Grecia è che il Cosenza sta valutando bene i profili da mettere a disposizione di Braia. Trinchera infatti sa benissimo e non può concedersi il lusso di sbagliare. È la posizione di classifica che non lo consente. L'operazione lo scorso anno è riuscita. Sarà così anche questa volta? Se lo augurano i tifosi, che attendono con ansia l'annuncio di calciatori consoni alla causa del Cosenza. Di certo rifugiarsi in scelte di livello inferiore a uomini già in organico equivarrebbe ad un vero e proprio harakiri. Se è vero che gente come Litteri, Sciaudone, Greco, Monaco e qualche altro sono ritenuti non in linea con i programmi del Cosenza, dal mercato deve arrivare del materiale utile alla filosofia di calcio di mister Braia. Non possiamo che attendere. Intanto pare che Litteri sia sempre più vicino al Padova. A Crotone invece si punta al recupero degli infortunati illustri Maxi Lopez e Benali. Il primo potrebbe essere disponibile già per il derby, mentre sul fronte mercato il direttore sportivo Ursino lavora per rafforzare la rosa con 1 o 2 elementi motivati che possano fare al caso di mister Stroppa. Si allontana l'ipotesi di portare Tutino in rossoblù perché il calciatore, per scendere di categoria e tornare in Calabria, preferirebbe la casacca dei lupi, ma al momento il suo destino è legato a trattative fra il Napoli ed altre società di serie cadetta. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Nelle prossime 24 ore ancora bel tempo, ma da sabato avremo un aumento della nuvolosità per l'arrivo di correnti più umide che anticiperanno venti più freddi attesi per l'Epifania. Domani nuvolosità sparsa con possibili brevi piovaschi, specie in serata, sui versanti tirrenici centro-meridionali. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti, domani mari generalmente poco mossi o mossi con ventilazione debole o moderata di maestrale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.